Pubblicata la relazione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, relativa al secondo semestre del 2022 sull'attività svolte e sull'analisi del fenomeno mafioso. Un report che fotografa la situazione della criminalità organizzata nel territorio e in particolare anche della nostra provincia nel periodo tra luglio e dicembre del 2022. Dalla relazione degli investigatori della DIA emerge un accordo di pace tra Cosa Nostra e SID nell'Agrigentino con rapporti finalizzati alla risoluzione di problematiche e alle spartizioni di attività illecite. Nella nostra provincia, sebbene sia sempre più evidente la presenza di Stidda, Famigliedde e Paracchi, è sempre Cosa Nostra la principale consorteria mafiosa. Sono stati individuati 7 mandamenti e 42 famiglie sparse nel territorio agrigentino. Nel territorio della provincia esistono quindi 2 distinte organizzazioni criminali, Cosa Nostra e Stidda. Dagli esiti dell'indagine XD conclusa nel 2021 è infatti emerso come Cosa Nostra e Stidda abbiano sancito un reciproco accordo di pace con cui avrebbero instaurato rapporti finalizzati alla risoluzione di problematiche e all'individuazione e spartizione delle rispettive attività criminali. L'inchiesta ha documentato numerosi summit di mafia tra i rappresentanti delle 2 compagini criminali. Addirittura in uno studio legale una nota penalista agrigentina era impegnata nell'interno distretto di Palermo in numerosi processi alle cosche mafiose, nonché compagna dell'uomo d'onore già condannato per partecipazione all'associazione mafiosa, la quale aveva deciso di dismettere la toga e indossare i panni del sodale mafiosa, assumendo pian piano addirittura al ruolo di vera e propria organizzatrice del mandamento mafioso di Canicattì. Tuttavia, nonostante la presenza nel territorio della SID e di alcuni gruppi criminali su base familiare denominati Famigliedde e Paracchi, ancora oggi la principale consorteria mafiosa resta sempre Cosa Nostra, articolata in 7 mandamenti: Agrigento, Burgio, quello del Belice, Santa Elisabetta, Cianciana, Canicattì e Palma di Montechiaro, nel cui ambito opererebbero ben 42 famiglie. La mafia agrigentina, sebbene ancora volta alle tradizioni, cerca di mutare strategia preferendo le pratiche corruttive all'uso della violenza, benché tra alcune articolazioni nel tempo si siano registrati contrasti interni che hanno generato azioni violente. In tale quadro si evidenzia come il 31 ottobre nel 2022 a Palma di Montechiaro è stato rinvenuto il cadavere di un pregiudicato attinto da diversi colpi di arma da fuoco. La vittima era stata tratta in arresto nel 2020 nell'ambito di un'inchiesta che aveva permesso di far luce su 2 omicidi consumati nello stesso territorio. Il 6 dicembre si rileva anche l'omicidio tentato nei confronti di un pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti. Negli ultimi anni si sta assistendo anche al peculiare fenomeno dell'immigrazione criminale basato sulla determinazione dell'organizzazione agrigentina di trasferire i propri interessi illeciti al di fuori dei tradizionali confini provinciali. Molteplici sono le risultanze investigative che hanno comprovato come l'operatività di criminali agrigentini in altri contesti territoriali italiani, indipendentemente dalle dinamiche della nostra provincia. In particolare ricordiamo il traffico di stupefacenti. Nel periodo di riferimento rileva l'operazione Fish and Drug, a conclusione della quale il 24 ottobre 2022 la Polizia di Stato tratta in arresto 17 persone ritenute responsabili di detenzione di stupefacenti e tentata estorsione, disvelando nel mercato pedofilo le fonti di approvvigionamento.